Ciao bellissimi, giorno 126. Mattias, good morning. If you want to say like hi, goodbye, or Okay, when you want. Emilio, you have been the nicest neighbor I could imagine before. Che dire, ho dormito benone, ho avuto un po' di mal di pancia di nuovo durante la notte, quindi non è del tutto passata, però stamattina non sento il male al piede, quindi dai, si alternano un po', ma sembra andare migliorando la questione. E dormire con il suono delle onde che si infrangono è una figata, bellissimo. Al mattino poi sembrava un terremoto. E niente, adesso andiamo in direzione di Ribadeo, che è a circa 10 km, che è l'ultima città sulla costa che vedremo. È ben mezzogiorno, mi sono fermato tantissimo in un bar e dove ho rincontrato Mattias, quel signore che ha dormito stanotte vicino a me con il sacco a pelo. Mi ha detto che è stato benissimo, non ha avuto freddo, non ha piovuto, quindi era felice e ha detto che era molto rassicurato dalla mia presenza. Questo mi ha fatto molto piacere. Adesso riparto e guardando la mappa ho scoperto che il cammino di Santiago da Ribadeo entrerebbe, come vi dicevo, Ribadeo sarebbe stata la nostra ultima città sulla costa, perché entra in direzione di Villanova. Però ho visto che c'è anche un altro sentiero che continua sulla costa fino a Foz e da lì poi entra verso Villanova. E dato che sembra molto più bello, facciamo quello. È leggermente più lungo, ma credo che ne valga la pena. Tra l'altro sono le 2:20 e attraversiamo il Ponte dos Santos che passa sul Ria de Ribadeo e che fa da confine con la Galizia. Entriamo in una nuova regione, sì! Che tra l'altro è anche l'ultima regione che visitiamo perché sia Santiago che Finisterre sono in Galizia. Ecco qua un'informazione interessante. Stiamo percorrendo il Camino Natural della Ruta del Cantabrico e sono già soddisfatto del panorama perché già la veduta del mare con il faro di Ribadeo era una cosa spettacolare, ma mi sa che ci sarà ancora di meglio. Pausetta delle 4. Usiamo un po' il pannello solare per approfittare della luce del sole dato che oggi c'è e anche per abbronzarmi un po' dato che continuo ad avere il triangolo della camicia. 5-10, ripartiamo. La powerbank si è caricata del 16%, non è tanto ma non è neanche male. Diciamo che c'è un po' di foschia e qualche piccola nuvoletta che passa davanti al sole riduce tantissimo la sua velocità di ricarica. Adesso proseguiamo, vorrei arrivare almeno agli archi di Ribadeo, una località turistica di cui mi hanno parlato, con degli archi scavati nella roccia dove in teoria quando c'è bassa marea si può anche entrare. Vediamo se siamo fortunati e se no li vediamo dall'alto. Però prima degli archi mi sa che attraverseremo un paesino, se non sbaglio si chiama Rinlo.
Questo è molto interessante. Rinlo è la parrocchia più piccolina della provincia di Ribadeo. Infatti l'abbiamo attraversata in 2 secondi, però è molto carina. Ore 7:10 abbiamo raggiunto la Praia de Catedralis, la spiaggia delle cattedrali, che sarebbe quella che con la bassa marea si può attraversare camminando sotto alle arcate di pietra. Mi sa che ormai è troppo tardi però, ma noi proviamo almeno ad andarci sopra, vediamo se si notano, ma penso di sì. Peccato, c'è un sacco di acqua, un sacco di corrente e anche senza vestiti sarebbe pericoloso provare ad andare. Peccato, però comunque è tutto bellissimo, anche senza passare sotto alle arcate e alle cattedrali, è comunque stupendo. Ore 7:30, mi sa che ci tocca continuare perché adesso non c'è più selvagità, perciò mangiamo. Buon proveggio! Ho scalato una collinetta per vedere se potevo mettere la tenda qua. Non mi convince troppo, l'erba è un po' altina ed è un po' molto scoperto e c'è molto vento, però provo ad andare un po' più in mezzo, magari è meglio. Sapete che vi dico? Why not? È super morbidoso. Ore 8:45, anche oggi abbiamo una casetta. Buonanotte bellissimi, ci vediamo domani e grazie per essere venuti anche oggi. Buongiorno bellissimi, ed è il giorno 127. Stanotte ho dormito molto bene, adesso sono le 8, ripartiamo, 8 e mezza, forse 8 e mezza perché sono stato un po' a smontare tutto quanto e c'è un sacco di nebbia, un bel po' di umidità, la tenda era bagnata ma solo all'esterno, quindi questo è buono perché riusciremo sicuramente ad asciugarla in qualche modo. E anche stamattina il suono delle onde era pazzesco al risveglio, una cosa incredibile, una sensazione di potenza enorme. Sono quasi le 10 e non ho ancora trovato un bar. Spero di trovarne uno presto perché la mia colazione è stata un po' d'acqua, sono pieno di fame. Ok, a mali estremi, estremi rimedi. Ci facciamo il caffè solubile. Che schifezza. Neanche con lo zucchero, ho edulcorante, perché non volevo comprare un pacco da mezzo chilo. Quando il gioco si fa duro, bevo un solubile e metto un surro.
Un altro bar chiuso. Ma che cosa hanno i bar oggi? Anche qua tutto chiuso. Ore 10:30 e si vede dall'altro lato della baia la cittadina di Foz. Non ci andremo perché noi adesso proseguiamo verso l'interno. 11:40. Purtroppo per arrivare a Villanova mi tocca fare un pezzo di statale, perché a meno che non voglio fare tipo 8 km in più, per andare un po' più dritto mi tocca scegliere questo percorso. È il costo di aver visto quella bellissima parte di costa, il costo per la costa. Però non è così male, c'è un bel po' di spazio sul bordo della strada. Ore 12:10, ho trovato una strada leggermente più lunga ma parallela alla statale e molto meno trafficata. Ore 12:20, è tornato il caldo e approfitto del sole per asciugare la tenda che stamattina era bella zuppa per via dell'umidità. E vorrei mangiare qualcosa ma non ho niente. L'1:30, tenda asciutta e bellissimo che il contadino che abitava dove mi sono fermato è venuto a chiacchierare con me e niente, è stato simpaticissimo, gentilissimo. Vedevo che si concentrava proprio per capire cosa cercavo di dirgli. Ho parlato un po' spagnolo, un po' italiano, siamo riusciti a comunicare, gli ho raccontato un po' del viaggio e alla fine mi ha dato un po' d'acqua, gli ho chiesto un po' d'acqua e quindi ho conosciuto anche la moglie che in casa ha preso l'acqua e mi ha voluto regalare anche un sacco di arance dato che aveva l'albero e mi hanno augurato buon viaggio. È stato molto piacevole. Buen viaje. Ramón, Carmen. Ah, grazie. Penso che questo sentimento negli ultimi giorni non l'ho percepito perché sul Cammino di Santiago le persone sono abituate a vedere pellegrini e quindi forse, non so, non si fermano a chiacchierare con loro perché sono troppi, sarebbe troppo tempo da dedicare. Anche queste gentilezze vorrebbe dire farle con ogni singolo pellegrino, se ne passano 10 al giorno chiaramente non è una cosa fattibile. E quindi il fatto di aver cambiato strada e di aver incrociato di nuovo gente che non vede così spesso persone passare mi ha fatto ritornare alla parte francese e a quella italiana del viaggio. E boom! Siamo finiti sul Camino Natural de San Rosendo. Villanova in realtà si chiama Lorenzà, o meglio Villanova di Lorenzà. Mancano 12 km. Sulla statale sarebbero stati 8, però sarebbe stato camminare sulla statale, quindi chiaramente questo lo preferiamo. Anche se continuiamo ad aggiungere chilometri al viaggio. Ore 4:15, siamo a Villanova di Lorenzà e direi che adesso facciamo una bella pausetta anche perché abbiamo già percorso 26 km. Ore 4:10, mi sa che adesso riusciamo a fare colazione. Sono le 5, ho finito di fare merenda e ho rincontrato Basile. Ciao. Mi ha detto che c'è un albergo molto carino e effettivamente ho tutte le batterie delle powerbank scariche completamente e anche quella del telefono è quasi andata, quindi mi sa che oggi ne approfittiamo e facciamo una dormita, laviamo un po' i vestiti, ricarichiamo tutto e domani ripartiamo con tutto pronto, preparato. Ok, sono le 6:10, ho fatto la doccia come si può notare e ho lavato i vestiti nella doccia, li ho appesi fuori finché c'è ancora un po' di sole e ho messo a caricare le powerbank, quindi tutto pronto, fatto. Adesso ci manca solo di fare la spesa, cucinare e mangiare. Questo è il nostro letto e dato che non ve l'ho mai detto, ma questo è la tipica camerata degli alberghi con diversi letti, camerata mista, quindi maschi e femmine tutti assieme e ognuno entra, prende un lenzuolo, usa e getta, sceglie il suo letto e sopra ci mette il suo materassino e il suo sacco a pelo. Facile. Adesso andiamo a fare la spesa. E dato che abbiamo una cucina, adesso prendo una bella bistecca.
Buon proveggio! Quasi dimenticavo, 9:49, vado a nanna. Ciao bellissimi, grazie per essere venuti anche oggi. Buongiorno bellissimi, ed è il giorno 128. Stanotte ho dormito benissimo, al calduccio. Avevo gola di prendere quella bella coperta di lana che avevo sopra il sacco a pelo. E ho incontrato anche tante belle persone. Ho ritrovato Basil, come vi ho fatto vedere. Poi ho incontrato una coppia, Chris e Josephine, lui inglese e lei della Danimarca, che pensate un po' si sono conosciuti proprio durante un cammino. Non questo, ma l'anno scorso si sono conosciuti durante il cammino francese e poi dopo un anno di relazione a distanza adesso hanno deciso di fare il cammino del nord insieme per poi andare a vivere insieme. Bellissimo! Oggi proseguiamo verso l'entroterra. Il primo paese dovrebbe chiamarsi Mondognedo e poi ce n'è un altro di nome Abadin, che credo sarà verso il termine della nostra tappa. E mancano circa 160 km a Santiago de Compostela e quindi circa 250 a Finisterre. Ore 10:45, mi sono fermato un po' nel bosco a fare delle foto con la nebbia e intanto mi hanno raggiunto gli altri. Adesso stiamo camminando tutti insieme, ci sono Basil, Chris, Josephine e una ragazza tedesca di nome Beatrice. Adesso proseguiamo penso fino a Mondognedo tutti assieme, poi probabilmente faremo una pausetta e anche loro vanno ovviamente nella città dopo perché qui sono appena 10 km. Sono molto carico, la pancia non è ancora a posto, ma il piede non mi fa più assolutamente male, quindi sono molto contento. Ore 11:15, siamo in centro a Mondognedo, adesso facciamo una pausetta e ho letto che questa chiesa risale attorno al 1200, XIII secolo, ed è addirittura considerata monumento nazionale. Ore 5:15, ho incontrato Darshana e Beatrice lungo la strada e mi hanno accompagnato fino a questo paesino che si chiama Abadin, ma non c'è molto da vedere, è molto X. E vengono tutte e due dalla Germania, ci sono un sacco di tedeschi lungo il cammino e anche loro non si fermano qua, anzi forse una sì e una no, adesso lo scopriamo, ma noi andiamo oltre. Eccoci, sono le 7:10 e ho trovato un posticino. Adesso piantiamo la tenda e facciamo una bella nannata perché sono stanco. In particolare oggi mi fa male questa parte della schiena, quindi tra le scapole, la parte alta diciamo, tra le spalle. Ma a parte questo il piede è perfetto, la pancia sta bene, ho mangiato tantissime schifezze per strada e sono contento della giornata. Buongiorno bellissimi, è il giorno 129 e fa freddissimo. In realtà stanotte non ho avuto freddo, l'unico problema è che scivolavo un po' verso il basso. Stamattina invece sono crepato, non vedevo l'ora di ripartire e iniziare a camminare per scaldarmi un po'. Un italiano vero. Ore 10:20. Mi sono fermato in un bar, mi sono riscaldato un po', ho bevuto un caffè latte, bello caldo, tanto che mi scottava le mani solo a tenere la tazza.
e ho incontrato 3 signori spagnoli simpaticissimi che tra l'altro capivano molto bene l'italiano, quindi riuscivamo a comunicare facilmente e eccoli, e che mi hanno voluto offrire un caffè, un secondo caffè, quindi adesso sono tipo iperattivo. E niente, abbiamo fatto 2 chiacchiere, sono stati molto, molto simpatici e gentili. Adesso proseguiamo, mancano circa 11 km al primo paese che si chiama Villalba. È l'1:20 e siamo arrivati a Villalba. Ho camminato per lo più in zone rurali con tante fattorie, mucche, un sacco di querce, amo le querce, bellissime. E c'era anche un bel banchetto con prodotti di fattoria e mi è piaciuta tantissimo la fiducia nei confronti dell'onestà dei pellegrini. Quindi il banchetto dove lasciare i soldi per prendere le cose in autogestione. Spettacolo. Ho preso un formaggio e dei pomodori. Sono le 2 ed esco da Villalba e non ho trovato purtroppo un ristorantino con menù del pellegrino o con menù del giorno, quindi ho optato per il supermercato e ho preso, per cambiare ricetta, delle acciughe. Ho preso anche una bottigliona d'acqua, però ho visto che non ci sono fontane e le acciughe mettono sete. Yes! Buon proveggio! Ore 4, si riparte. Ho fatto una pausa bella lunga per mangiare e per far questo. Stavolta non si stacca mai più e mai altri. Questo è il terzo tentativo di ghianda e la conchiglia, come potete notare, non c'è più, è caduta per strada non so bene quando. Mi spiace, ma si vede che dovevo tornare al mio simbolo originario. Sono le 8 e inizia a fare buietto e ho camminato per 29 km ed è stato un pomeriggio abbastanza solitario, molto introspettivo. Ho camminato in questi magici boschi pieni di muschio e di verde con una pioggerellina sottile sottile, molto fitta ma quasi piacevole, e direi che adesso è il momento di iniziare a pensare a dove mettere la tenda. Ore 8:30, ho trovato un bel boschetto, il terreno qui è asciutto, quindi vuol dire che è ben coperto, perché il resto del bosco invece è bagnato. Quindi ci mettiamo qua. E tra una cosa e l'altra si sono fatte le 11:20. Adesso vado a dormire. Noi ci vediamo domani e grazie per essere venuti anche oggi. Buonanotte, bellissimo. You're not one? Elias? Elias?